Alle sentita? 7:10 si è sentita una gran botta e poi delle capitombole, proprio i botti delle capitombole. Sì. C'era silenzio a quell'ora, macchine non ne passavano, però la macchina era passata velocemente. Una cosa sembra certa: prima di carambolare tra i vigneti questa Fiat a grande punto andava ad alta velocità, forse stava rientrando anche da un sorpasso appena effettuato. Difficile spiegare altrimenti il volo di quasi 30 metri e la forza con cui si sono piegati i paletti al suo passaggio. 5 giovani a bordo, tutti della zona, tra loro anche una ragazza minorenne di 16 anni. Dopo lo schianto, immediato l'intervento di vigili del fuoco e su M118, salvi per miracolo sono rimasti feriti. Un 21enne di Pederobbe in particolare si trova in prognosi riservata al Cafoncello, ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Erizzo, questa la realtà, si è sfiorata la strage, inevitabile risalire con la mente al dramma di metà agosto a Godega di Sant'Urbano con la morte di 4 ragazzi. Probabilmente poteva andare molto peggio per il fatto che non sono state coinvolte altre auto ed altre persone. È successo all'incirca alle 7 di mattina, un orario anomalo. Probabilmente rientravano da una festa, io credo privata, perché non abbiamo locali qui in zona che tengono aperto fino a notte fonda, quindi attendiamo il riscontro. A procedere è la polizia locale di Valdobbiadene, che è anche in attesa di capire se il conducente, nello specifico, fosse alla guida alterato. Per come ho riscontrato la zona dell'incidente, l'alta velocità sicuramente è una componente. Poi può esserci la distrazione, la guida in condizioni fisiche non ideali. I controlli, dice il sindaco, ci sono. Altra cosa, i comportamenti. L'appello va soprattutto a loro, ai giovani. Evitiamo di metterci alla guida in condizioni non idonee. 7 del mattino, dopo una probabile nottata di festa, probabilmente sarebbe stato più opportuno fermarsi a dormire dove erano.